Consiglia Loren. Sono qui per presentarvi il mio nuovo lavoro discografico Come un'araba felice. Perché come un'araba felice? La rinascita. Alberto Segni e TTT. Questo videomessaggio è per salutare la mia grande amica Consiglia Loren, una voce che io stimo tantissimo. Lei ha una tecnica eccellente ma allo stesso tempo ha tanta anima, tanto cuore, una voce particolare. Ciao Consiglia, ti voglio bene. Beh, cosa posso augurare alla mia amica Consiglia? Innanzitutto mi fa molto piacere che tu sia ritornata più forte di prima, anche perché credo che Napoli abbia bisogno di voci come la tua. Lo sai che io ti ho sempre stimato, mi sei sempre piaciuta e oltretutto ti ricordo sempre con molta felicità perché appunto ricordi i miei esordi e quindi tutte le cose carine che abbiamo fatto insieme. Quindi ti auguro un grande in bocca al lupo e sempre complimenti. Ti voglio bene Consiglia, un bacio! Sarà un lavoro discografico completamente diverso dai precedenti. Ci saranno nuove atmosfere musicali e nei testi ho voluto parlare un po' della mia vita e delle storie che mi hanno vista direttamente protagonista, che alla fine poi sono storie che tutte noi donne abbiamo vissuto oppure che ci sono state confidate. Basta, non ce la farò, lei l'ha già capito, che vuoi così, ti devo lasciare, non può già decidere. Un saluto a Consiglia, Consiglia ti voglio un sacco di bene, ti auguro tutto il bene del mondo e che la tua vita artistica ti possa dare belle soddisfazioni, perché lo meriti, sei una grande. Ti abbraccio, Ciro Rigione, ciao, un bacio. Per questo album mi sono affidata all'autore Nino Golino, grande talento emergente della musica napoletana. Ciao a tutti, sono l'autore Nino Golino, anche io faccio parte di questo progetto Come un'araba felice. Ne sono onorato, faccio un in bocca al lupo a Consiglia, crepi chiaramente, un forte bacio a tutti voi. La parte musicale e la produzione saranno curate da Mimmo Sarti, figlio del grande Mario Sarti. Ciao, sono Mimmo Sarti, anche io faccio parte di questo progetto di Consiglia Loren Come un'araba felice, come compositore e produzione musicale. Consiglia, dopo tanti anni che ci conosciamo, lavoriamo assieme. Ti faccio i migliori auguri e un in bocca al lupo. E dal maestro Pietro Menditto. Ciao, sono Pietro Menditto, anche io faccio parte di questo progetto musicale di Consiglia Loren, come un'araba felice, come compositore e produzione musicale. Ciao, un augurio a Consiglia. Amica mia Consiglia Loren, non potevano mancare i miei in bocca al lupo per i tuoi progetti artistici, sia televisivi che discografici. Ti auguro il meglio dalla vita, sicuramente sarà un grande successo. Un abbraccio enorme, la tua amica Giovanna Desio. Ciao! Carissima Consiglia, eccomi qua. Come ti sono il tuo amico Antoine, sono qui per farti gli auguri per questo nuovo disco, per questa tua nuova fatica che hai realizzato. Sai che ti voglio bene perché sei un'artista seria, ti conosco da tanto tempo. Tu hai fatto una mia collaborazione, una mia canzone che ho fatto qualche anno fa. Quindi che cosa dite? In bocca al lupo, in culo alla balena, non mi dice merda, un gioco teatrale. Comunque Consiglia tanto bene dal tuo amico Antoine per questo tuo nuovo disco, che di sicuro sarà un grande successo, perché tu lo meriti. Ciao! Ah, quasi dimenticavo. Stiamo preparando una bellissima sorpresa per voi. Ci sarà un duetto con un grande artista della musica napoletana. Non posso svelarvi di più, dovete avere solo un po' di pazienza. Io voglio fare tantissimi ma tantissimi auguri alla mia amica Consiglia Loren, perché so che
c'è in atto un grande progetto per lei, che lei secondo me è una delle più bravi artiste che abbiamo a Napoli. Una voce spettacolare a mio avviso e soprattutto una grande amica da sempre. Una delle prime mie persone che poi hanno creduto in me, nel senso che eravamo agli inizi tutte e due e soprattutto lei mi dava dei consigli importanti che mi sono serviti per la carriera, quindi voglio mandare questo bacio grande a Consiglia, soprattutto Consiglia, ti le voglio bene, incrocia le mani e le dita e tutto quello che hai, perché questo lavoro è fatto anche di questo. Ti mando un bacio grande e ti voglio bene. In bocca al lupo, da Tony Colombo. Un in bocca al lupo all'artista Consiglia Loren, la nostra amica, per il ritorno nel campo artistico. Auguri, ciao! Ora vi salutiamo, dobbiamo lavorare per voi, per regalarvi quelle emozioni uniche che solo la musica riesce a trasmettere. Un ringraziamento particolare va ai miei colleghi e amici per i videomessaggi, siete stati fantastici. Un saluto a tutti e che dire, come un'araba fenice. Spero lo sia per tutti. Si può vincere e morire senza chiagnere, ma già scordate te a rinducire.